Massimo Antonelli, presidente di Cortina Banca. Le porte della banca si aprono per accogliere un gruppo di studenti che stanno anche pensando a quello che potrebbe essere il loro futuro, e questa potrebbe essere anche un'occasione per soprattutto far chiarezza su quello che è l'attività che ruota attorno alle banche. Assolutamente sì, abbiamo un gruppo, anche oggi un gruppo di giovani del quarto anno delle scuole superiori, oltretutto giovani che hanno un ambito scolastico proprio che è attinente a quello che è il nostro mondo bancario. Il mondo bancario del credito cooperativo, come siamo noi, è un mondo sicuramente diverso dalla banca ordinaria classica che si conosce, è un mondo diverso perché noi siamo, oltre che banca, anche un ente mutualistico che dà assistenza al territorio. Oltretutto ci tengo a ricordare che Cortina Banca è l'unica banca in provincia di Belluno, con la sede in provincia di Belluno, quindi diciamo con orgoglio che siamo gli unici veramente l'unica banca veramente bellunese. Ecco, per quanto riguarda i giovani, come dicevo, sicuramente hanno un futuro aperto davanti, la nostra provincia offre grandi opportunità. Io quello che ho augurato prima ai giovani è di poter avere la fortuna di uscire anche dal nostro mondo, di uscire dalla nostra provincia per studiare, per incrementare quello che è il loro percorso scolastico, formativo, ma poi magari di pensare seriamente di ritornare nella nostra provincia, come ho avuto la fortuna di fare io, perché è una provincia meravigliosa, con tante problematiche sicuramente, ma abbiamo veramente bisogno di tanti giovani in gamba che ci diano continuità e creino il nostro futuro. Per sua esperienza, qual è il mito da sfatare per un ragazzo che vede la banca solo da fuori? Ma allora la banca è un mondo meraviglioso, oltretutto dove c'è la possibilità di fare un percorso formativo veramente importante. Io dicevo, non si nasce direttori di banca, non si nasce funzionari, non si nasce dirigenti, e come in tutti i mondi si inizia magari dalla gavetta, quindi si comincia magari con la cassa, si comincia a fare i primi percorsi, poi piano piano c'è la possibilità di crescere, perché io ho visto tantissime persone che hanno iniziato proprio, come dicevo prima, dalla gavetta e poi sono arrivati nei piani più alti all'interno del mondo bancario. Quindi sicuramente è un lavoro interessante, sicuramente è un lavoro complesso, ci vuole molta concentrazione, molte capacità, ci vuole studio, ci vuole impegno, ma nella vita se non c'è studio e impegno veramente è difficile raggiungere i risultati. E quindi secondo me non ci sono miti da sfatare, cioè la banca è un bel mondo e da un punto di vista lavorativo offre delle opportunità importantissime. Cortina Banca crede molto nel progetto Education. Ci crediamo tantissimo per due motivi. Primo, per quanto riguarda proprio la formazione culturale generica dei giovani. Notiamo spesso che i giovani, soprattutto con le nuove tecnologie, quindi con i pagamenti velocissimi, con gli smartphone, piuttosto che in altre modalità telematiche, non si rendono conto del valore del denaro, del valore del mondo bancario, del valore del risparmio, e quindi noi cerchiamo di insegnare i valori principali dell'essere cliente, di avere un conto corrente, di gestire il proprio denaro, abbiamo anche le campane, di gestire il proprio denaro. È fondamentale perché, ripeto, è facile pagare con un telefonino, ma non ti rendi conto magari quanto stai pagando, cosa stai pagando, soprattutto anche nei benefici, negli acquisti online. Quindi è fondamentale che loro capiscano questo modo di essere clienti di una banca e di essere partecipi di un mondo bancario.